Seconda giornata del triangolare Under 19 Nazionale Serie D. Amici della Wii Sport, il Città di Messina al Despar Stadium si gioca tutto contro il Città di Fasano. È iniziata infatti male l'avventura per i ragazzi di Mister Cosimini, ancora squalificato infatti in panchina oggi Civardizzone, perché allo stadio Americo Liguori è stata sconfitta per 2-1 contro la Durris. Il gol di Samuel Corso però dà ancora speranza alla formazione giallorossa. Dall'altra parte il Città di Fasano fa il suo esordio nella fase nazionale dopo aver conquistato il primo posto nella finale del girone M contro il Gravina. Andiamo a guardare allora l'11 scelto dai peloritani, con Bonasera, Cannino, Romeo, Giordano, Trimboli, Amante, Di Vincenzo, Junior, Spuria, Corso, Cafarella. Arbitra la partita il signor Calogero Volpe della sezione di Vibo Valencia, sui assistenti Paradiso di Lamezia Terme e Celestino di Reggio Calabria. È tutto pronto per il film del primo tempo. Città di Messina in tenuta rossa, inserti bianchi, bianco-azzurro invece per il Città di Fasano, che inizia forte al sesto minuto, calcio d'angolo, respinge la difesa delle Città, il pallone finisce fuori, Dalò ci prova dal limite dell'area, la sfera però finisce al lato al settimo minuto, calcio di punizione per il Città di Fasano. La distanza sembra proibitiva ma Giannotti può provarci con il mancino, tenta infatti, supera la barriera ma Bonasera ci mette la manona e mette la sfera in calcio d'angolo. Ottimo inizio per il Città di Fasano. Il Città di Messina però riconquista il pallone qui con Junior che va a servire Corso in area di rigore, viene steso così da Scardicchio, calcio di rigore, non ha dubbi Volpe in questo caso, bravo il numero 10 a nascondere il pallone dall'intervento dell'avversario, a farsi prendere sulla gamba. Ghiotta chance delle Città al 12esimo per trovare il vantaggio, calcio di rigore affidato a Giovanni Giordano, Masuma riesce a ipnotizzarlo, para l'estremo difensore dei pugliesi, si resta sullo 0-0 ma il Città prende coraggio, ancora Giordano, stavolta indovina un lancio incredibile per Di Vincenzo, nuovamente a metterci la manona il portiere del Città di Fasano. Al 19esimo c'è un corner per il Città di Messina, Corso mette in area di rigore, Suma riesce a respingere sul pallone però si avventa Spuria al limite dell'area, deve difendere la sfera, si appoggia allora a Capitano Amante che trova un corridoio incredibile per Cannino che va col destro a giro e fa secco Suma, stavolta non può nulla il portiere del Città di Fasano ed è vantaggio per i giallorossi. Perfetto l'assist di Amante e arriva la prima gioia stagionale per Ciccio Cannino, un gran destro all'incrocio dei pali. 1-0 Città di Messina al 19esimo del primo tempo, l'ha sbloccata la formazione di mister Cosimini. Occhio alla reazione del Città di Fasano al 20esimo, Giannotti lavora bene il pallone per il compagno Schena che riesce a trovare in area di rigore Lanzone ci pensa un po' troppo, Bonasera in uscita gli sbarra la strada. 24esimo ancora calcio punizione per il Città di Fasano, sul punto di battuta Pantaleo sventaglia la sfera dentro, Pantaleo ancora una volta Schena ci prova ma manda il pallone alto con l'incornata di testa. 26esimo riconquista il pallone sulla sinistra, Romeo cross dentro, Spuria, ma che gol delle Città di Messina, traversone perfetto da parte di Nico Romeo e torsione da attaccante puro di Simone Spuria che raddoppia al 26esimo e 2-0 per il Città di Messina che mette una seria ipoteca sul match. Attenzione qui perché Pantaleo trova Schena, scarico su Lanzone che in tenera di rigore mette il pallone di poco al lato della porta, difesa da Bonasera. Ultima chance del primo tempo che si chiude così, 2-0 delle Città di Messina. Dopo un buon inizio delle Città di Fasano hanno preso le misure, i giallorossi hanno trovato il gol prima con Cannino al 19esimo e poi con Simone Spuria al 26esimo. Inizia il secondo tempo, ci prova subito il Città di Fasano che vuole rientrare in partita, cross di Schena, colpo di testa di Giannotti, riesce a deviare ancora una volta Bonasera dal corner successivo. Fasano ancora pericoloso, pallone in aria per Giannotti ma ci mette il piedone Bonasera e riesce a mantenere la sua porta inviolata. 48esimo primo cambio, fuori Giordano, dentro Venuti. Al 50esimo sarà il momento di Santoro per Spuria, proprio Santoro per Corso ma Suma ci mette le manone, riesce a evitare il gol del 3-0 delle Città. Arriva il momento di Maceli al posto di Cafarella al 60esimo, calcio punizione per il Città di Fasano, Pantaleo mette dentro Schena, prova a girare ma c'è Bonasera, il pallone rimane lì, Scardicchio, botta sicura, ancora Bonasera sta facendo gli straordinari adesso per evitare il gol degli avversari in area di rigore. Dalò viene steso così da Cannino, Volpe però non ha dubbi, è lì vicino e andrà ad ammonire per simulazione il numero 11, recrimina però il Città di Fasano. Rivediamo qui infatti a rallenti, forse c'è il tocco di Cannino su Dalò, si resta però sul 2-0 quando c'è un calcio punizione. Pantaleo in area di rigore trova ancora una volta Schena, bravissimo a girarla sul secondo palo, allontana la difesa delle Città dove c'è Tisci che è bravo alla conclusione, deviata Giannotti in area di rigore, Giannotti sfiora solamente il palo, poteva rientrare in partita il Fasano quando entra Catalin sul terreno di gioco al posto di Samuel Corso, scoppia un parapiglia vicino l'out, il direttore di gara si consulta con il proprio assistente, 4 espulsioni, fuori da una parte Bonasera e Amante e dall'altra
Schena e Giannotti restano in 9 entrambe le formazioni. Qualche dubbio sulle scelte del direttore di gara, ma Cannino va a rimproverare i suoi compagni. Il momento di Fodi al posto di Di Vincenzo, attacca il Fasano con Lanzone che cerca il lancio dall'altra parte, ottima l'apertura in area di rigore, c'è però la chiusura di Nico Romeo che dice di no agli attacchi dei pugliesi. Rimessa laterale, Cannino, Santoro lavora bene il pallone sulla destra, scarta l'avversario, mette all'indietro per Catalin, Flavius Catalin, 3-0 Città di Messina, segna il classe 2003 Flavius Catalin. Una storia bellissima, iniziò la stagione nei provinciali, il passaggio ai regionali e adesso segna agli under 19 nazionali. Triplice fischio al Despar Stadium, il Città di Messina vince per 3-0 contro il Città di Fasano. Le reti di Cannino, di Spuria e di Catalin, 3 punti come la Turris dopo 2 giornate del triangolare. Adesso bisognerà attendere la sfida tra pugliesi e campani. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.